hai delle giacche che sono, ma un look spettacolare, complimenti, complimenti, Grazie. complimenti. Che bellezza, eh? Elegantissimo, elegantissimo. Grazie, grazie. Alla fine di questa mia settimana al festival voglio dirvi una cosa, ma siccome questo è il mio festival, voglio dirvelo da solo. Amadeus, per favore. Sì. Tutti conoscevano già Zlatan prima di questo festival. Allora, perché Zlatan è venuto qui? È venuto perché gli piace sfide, gli piace adrenalina, gli piace crescere. Se non fai sfida con te stesso, non puoi crescere. Quando fai sfida è come scendere in campo. E quando scendi in campo puoi vincere o puoi perdere. Io ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante, ma non tutte. Ho vinto 11 scudetti, ma ne ho anche perso qualcuno. Ho vinto tantissime coppe, ma ne ho anche perse qualcuno. Sono Zlatan anche senza aver vinto tutte le partite. Sono Zlatan quando vinco e quando perdo. Ho fatto più di 500 gol, ma ne ho anche sbagliato qualcuno. Pochi. Qualche rigore è andato male, ma il fallimento non è il contrario del successo, è una parte del successo. Fare niente è il più grande sbaglio che puoi fare. Ti dico una cosa, se sbaglia Zlatan, puoi sbagliare anche tu. La cosa importante è fare ogni giorno la differenza. Impegno, dedizione, costanza, concentrazione. Ho organizzato questo festival per dirvi che ognuno di voi, nel suo piccolo, ho detto nel suo piccolo, può essere Zlatan. Voi tutti siete Zlatan ed io sono tutti voi. E questo non è il mio festival, non è il festival di Amadeus, ma è il vostro festival. Questo festival dell'Italia intera. Grazie Italia, la mia seconda casa.